Ed eccoci amici, buon pomeriggio, alle 15:11 in questo preciso istante entrate in collegamento con Fuscaldo. Oggi Obiettivo Turismo fa visita a Fuscaldo, avete già visto pochi minuti fa i sindaci di Acquapesa e il sindaco di Fuscaldo sentiti al TG10, però oggi ritorniamo a parlare sicuramente anche di turismo, ma questo è il simbolo, vedi, lo spadino, lo spada nostro, e salutiamo gli amici della Costa Viola, naturalmente di Bagnara e tutta la zona tirrenica dove si pesca, ma anche sullo Ionio, per carità di Dio. Questa Calabria è bella tutta. Allora, ritorniamo insieme, come dicevo, io mi avvio naturalmente per salutare gli ospiti della trasmissione. C'è un signore che fa le riprese, cosa sta facendo? Buon pomeriggio. Guardate, questo signore, niente poco di meno che del 1905, vabbè sto scherzando perché si ricorda bene, lui è Armandino Nesi, è un collega anche giornalista, ancora iscritto all'Albo se non... Esatto. Come stai Armandino? Benino, solo che qui al Raggio Verde si mangia bene e io vengo in abbonamento da più tempo. Però Quindi... devo dire, il Raggio Verde è nato con te. Esatto, la storia del Raggio Verde inizia esattamente nel 1959, quando i miei due fratelli Giovanni ed Albino, rientrando dall'Argentina dopo 10 anni, hanno pensato di realizzare un dancing inizialmente, che poi si è sviluppato e è diventato ristorante e stabilimento balneare. A quell'epoca io ero ancora al liceo e mi quasi obbligarono di prendere questa diciamo così, responsabilità, la direzione e quindi mi sono iscritto Tanti artisti, sì, tanti artisti. Qui è un locale che ha avuto una storia durata tantissimi anni, con la presenza di molti attori, registi, autori vari. Qui hanno suonato le migliori orchestre di Cosenza, la Munizza di Catanzaro, poi abbiamo avuto la Neo Jazz Band di Roma che andava al Festival di Messina. Che anni erano? L'anno 60 esattamente. Nel 1960. 60, quindi nemmeno nato. non eri nato, motivo per cui il Raggio Verde ha avuto tanto successo che era frequentato dall'elite di Cosenza, cioè le migliori famiglie che sarebbero quelle più note, l'elite adesso i Mancini, Gulli, Leonetti, sì, che so io, il Vaccaro, sì. Non ci sono più, poi ci sono No, che non ci sono più, prima erano qui giù. i cognomi. La movida, per intenderci, era su Torre Mezzo, era Sì, ma Fiorese Torre a Mezzo Luce. poi è stato Adesso non c'è più nessuno. è stato annientato appunto Da dal San Raggio Verde e da un altro locale che era qui, si chiamava Tirrenia dei Lepori. E poi che cosa? La storia è abbastanza lunga. Sì, la storia è lunga. Adesso cosa vogliamo dire ai calabresi? Perché devono venire in Calabria? Perché devono venire in Calabria? Devono venire in Calabria perché innanzitutto c'è aria pulita, mare pulito, anche se qualcuno si lamenta, e poi c'è ospitalità e c'è addirittura, ci sono i locali dove si può soggiornare, passare delle ore di sera. Qui a Raggio Verde io non sono ospite d'occasione per... Sei qua, sei proprio vicino. Questo ristorante perché? Per una questione affettiva, ma soprattutto perché da quando l'ha avuta in gestione questa struttura bellissima, Franco, lo salutiamo, Franco Bosco, da 6 anni esattamente, ha ridato vita a questo locale e io lo devo ringraziare pubblicamente. La storia del Raggio Verde, questo è il tramonto, c'è un Raggio Verde. Il Raggio Verde è stata un'idea di un mio fratello, veramente, Albino, che era un appassionato, era un sentimentale, ma l'abbiamo accettata tutti, i fratelli, eravamo in 4, l'abbiamo accettata perché in effetti rappresentava il raggio di sole che al tramonto alcune volte diventa verde, e quando è verde c'è la speranza innanzitutto, perché il verde porta speranza, e colui il quale o collega la quale vede questo raggio avrà fortuna nella vita. Io ci guardo ogni giorno, non si vede mai. E allora no, io lo vedo, sì, perché io sono uno non è che sono fissato, ma io lo vedo alcune volte perché io ci vivo qui.
e quindi qualche sera lo becchi sicuro. e lo becco sicuro, vengo a fare le Quindi fotografie. praticamente chi vede questo raggio verde porta fortuna. Senz'altro, specie per i giovani che si devono fidanzare o sposare. A E sapere. quindi io vengo qui Abbiamo discorso. perché c'è una questione affettiva, poi perché il cuoco è veramente bravo, non perché io sia, Non lo sentivo, sia di parte. guarda, vi dico una cosa, più tardi nella seconda parte vi faccio vedere questi spaghetti fatti in casa alle Alici, perché voi dovete sapere che Fuscaldo è rinomata anche per Alici in Festival, che quest'anno non si farà, ma adesso sentiamo anche gli amministratori, però voglio dire è una con la liquirizia Marelli, che sicuramente salutiamo, un'altra azienda calabrese. No? Ma loro hanno delle specialità che attirano il buon costaio anche da fuori, non è che solo vengono da Fuscaldo, vengono da Paola. Ti lascio la tua Ciao. auguria, Molte che cose. veramente- Auguri, grazie complimenti, caro collega, per la trasmissione. per la trasmissione. Grazie, allora, seguimi Roberto, saluto, eccoli qua, sono una coppiata vincente, dice Pulige e Graziani, c'era una volta del Torino, ti ricordi? Ed erano veramente i bomber di questo Torino. Adesso noi ci auguriamo che il Cosenza questa sera possa dare grande soddisfazione ai nostri tifosi con questa vittoria sul Pisa, ricordiamo che i riflettori si accenderanno allo stadio Marulla alle 21, quindi l'augurio naturalmente, anche perché poi più che altro io saluto il sindaco di Fuscaldo Gianfranco Ramundo, l'architetto, e il sindaco di Acquapesa Francesco Tripicchio, perché poi più che altro Roberto Chiusi di Cetraro, insomma, no? Allenatore in seconda e adesso è allenatore del Cosenza Calcio. Buon pomeriggio, sindaco, come stai? Sindaci. Lupo ai lupi questa sera, speriamo che questa serata possa portare fortuna. E come stiamo? Stiamo vivendo una stagione estiva particolare, atipica, difficile, perché a seguito del Covid abbiamo dovuto mettere in campo una serie di controlli, restrizioni, una serie di vincoli, una serie di limitazioni. Abbiamo dovuto annullare le manifestazioni estive. Noi Quindi, avevamo... allora, Gianfranco, io volevo capire questo, perché c'è un po' di confusione, vabbè, oltretutto adesso riaprono le discoteche, si riapre la Movida o meno, qualcuno ha detto, dice sì, su San Gineto c'è un sacco di gente, sabato sera, domenica, però ecco poi più che altro le manifestazioni vostre, voi non vi assumete la responsabilità, le fiere ed altri eventi non si possono realizzare, no? Perché questa disparità secondo me? Non è un problema di disparità, si tratta di valutare con molto senso di No, responsabilità. ma quello che voglio dire, non esiste, cioè se io trovo un locale pieno, una discoteca piena, trovo un borghetto a San Gineto pieno, va bene, di ragazzi, allora è un controsenso che poi una manifestazione un'altra mano non si può fare, oppure a scuola non si ritorna quando questi ragazzi sono insieme vis-à-vis ogni sera, ogni giorno, capito? Allora, o c'è la legge, si rispetta oppure no, o no? Il tutto è legato al senso di responsabilità individuale, questo è da sottolineare. Intanto noi sindaci non possiamo programmare iniziative durante le quali si verifica un contatto continuo, costante di masse di persone che si muovono. Sì. Perché specialmente in questo periodo e nel mese di agosto ancora di più abbiamo contatti con tanta gente che proviene da tutte le parti d'Italia. Sì. Allora ecco, il rischio contagio diventa veramente più alto e allora dopo tanti mesi di chiusura totale, dopo tanti mesi di lotta contro questo virus così violento, così difficile da debellare, giocare a liberi tutti mi sembra un po' irresponsabile. C'è qualcuno che dice la mascherina sì, la mascherina no, c'è un po' di confusione anche su questo, ma io quello che volevo sottolineare, Gianfranco, è una cosa semplice, che è un controsenso trovare queste movide, insomma questi ragazzi tutti insieme in assemblamento e poi magari vietare una manifestazione o una serata di piano bar o locale, no? Questo voglio dire. Poi ma le forze dell'ordine non penso che possano fare chissà che cosa. E le forze dell'ordine possono intervenire fino a un certo punto, anche perché non ha senso imporre limitazioni e distanziamenti e poi dopo 10 minuti si ritorna da capo. Ma io avverto
un fatto particolare. La limitazione delle iniziative tutto sommato non ha creato grossi problemi, perché la gente che sta venendo qui è con, come dire, con un certo numero di presenze non Insomma, voi indifferenti. non vi potete lamentare, Assolutamente Fuscaldo no, non ha avuto assolutamente no. cali di Ma presenza. volevo sottolineare che non c'è questa grossa esigenza dell'iniziativa dello spettacolo o di altro, perché la gente sta gustando, sta apprezzando, sta valorizzando gli spazi liberi, sta gustando la spiaggia. La gente, in modo particolare quest'anno, viene a mare e sta fino a oltre il tramonto, proprio perché ha voglia di Ciò non spazi toglie che la liberi. manifestazione o l'artista o meno non è che crea problemi a chi naturalmente il giorno sta in spiaggia, perché poi sai benissimo che le manifestazioni danzanti o serali si organizzano di notte, insomma. Sindaco di Acquapese, invece voi come siete messi ad Acquapese? Ho sentito prima nell'intervista di Attilio che diciamo non avete cali di turismo, insomma è rimasto stabile. No, allora, innanzitutto buon pomeriggio a tutti e grazie a te per avermi invitato. Siamo sentiti ieri sera. Siete sindaci Però- giovani, no? La maggior parte di questi sindaci che si apprestano, danno il proprio contributo, perché oggi non è facile amministrare un piccolo comune, ci sono grandi rischi e No, difficoltà. non è insomma, facile no? amministrare, grazie per il giovane. In ogni caso, Per essere un giovane, dai. non è veramente facile amministrare. Mi collego a quello che diceva Gianfranco prima. Noi fino a qualche mese fa, quando c'era appunto la chiusura totale, nessuno di noi poteva immaginare che magari si poteva trascorrere in qualche modo un'estate come quella che stiamo trascorrendo, in tutta sincerità. Io per primo non mi aspettavo che l'estate fosse, diciamo così, ora siamo già quasi a fine luglio, e devo dire di no, come presenze turistiche sinceramente non l'ho constatata. Nel mio comune non ci sono state diminuzioni di presenze turistiche. Sì. Il problema è che bisogna che valga, come dicevo prima nell'intervista con Attilio, il senso di responsabilità. È vero che oramai dopo diverso tempo, dopo diversi mesi che abbiamo avuto questo lockdown, questa chiusura totale, ognuno di noi ha forse un po' paura, ognuno di noi ha capito un po' come ci si deve comportare, però purtroppo per quanto riguarda le manifestazioni estive organizzate dall'ente pubblico, dagli enti pubblici in generale, c'è un po' di ancora incertezza, soprattutto perché ovviamente le responsabilità dirette cadono in capo, come dicevamo prima con Gianfranco, ai legali rappresentanti, agli amministratori. Allora c'è una responsabilità non tanto dal punto di vista penale, civile, giudiziario, ma quanto una responsabilità proprio come senso di responsabilità, come coscienza. Allora, per quanto ci riguarda, l'Acquapesa stiamo tentando di capire come poter fare qualche piccola iniziativa, ovviamente non le iniziative in grande presenza, però stiamo cercando di capire come farle, ma al momento, ad oggi, siamo al 24 luglio, non mi sento di poter affermare con certezza che ci saranno queste Sì, ma la manifestazioni. Regione ha dato delle indicazioni a livello anche di serate o no? Allora, Cioè, la voi- Regione a livello di serate nello specifico non ha dato indicazioni. In questa settimana ho partecipato a una conferenza stampa per quanto riguarda il progetto Notti Sicure che è stato approvato Notti dalla Sicure, Regione sì. Calabria, che ha diciamo, messo a disposizione dei giovani per lo più dei treni in più e degli autobus per quanto riguarda la zona ionica, per consentire ai giovani dell'entroterra, quindi Cosenza e periferia, di potersi recare in questi locali di cui parlavi prima. Fermo restando che stiamo parlando anche come sindaci, ci sarà un incontro tra stasera e credo domani mattina, non vediamo, penso stasera, in cui cerchiamo di capire se è opportuno fare delle ordinanze come sindaci Sì. per eventualmente regolamentare gli orari di chiusura. Ora anche su questo Sì, tutto da parlate alle discutere, 4 di però mattina. Lo so. certo, 3-4 di mattina, ma quello che dicevamo prima con Gianfranco, noi andiamo a fare un'ordinanza di chiusura di un qualunque locale dell'attività commerciale alle 3 di notte, alle 4 di notte, ma questi ragazzi che poi escono da questo locale No, oggi comunque no. vanno a fare Guarda, sempre sindaco, fuori. c'è da dire una cosa, negli anni 80, 79-80, insomma uno dice che ora ci vediamo alle 21, alle 9, uno dice alle 9, Mizzi che era già... Adesso Ora quando c'è tu un parli di ritardo. questa che ci arriva a mezzanotte, questi escono a mezzanotte e mezza, chiaro. quindi è cambiato anche questo. Certo. Però volevo sottolineare, Roberto, se facciamo vedere anche, vedi, Reggio Verde è anche il lido a mare, qui siamo proprio lo tocchiamo il mare, noi abbiamo realizzato anche a Lupo di qua
da Franco, veramente bello. Innanzitutto c'è da sottolineare l'alta qualità della cucina, che poi più tardi c'è Emilio Ricco, che è lo chef che ha partecipato anche a Masterchef, quindi vi farà vedere la preparazione di questo piatto particolare. Sono gli spaghetti fatti in casa, spaghettoni con le alici qua di Fuscaldo, perché voi avete questa cosa, questa tradizione, che poi devo dire, Sindaco, questa manifestazione è un fiore all'occhiello, negli anni veramente l'hai portata ad altri livelli, o no? Sì, questa è una mia creatura che ho concepito, fatto partorire, poi l'ho cresciuta, è una creatura Avete avuto meravigliosa, grandi numeri, è diventata una bella donna, invidiatissima, corteggiatissima, e adesso purtroppo sta vivendo un momento di difficoltà perché quest'anno non può, diciamo, non si potrà realizzare proprio perché il Covid ci impedisce di realizzare questa manifestazione che fa circa 12.000 presenze ogni sera. Con questi numeri non me la sono sentita di poter osare, proprio perché Certo. bisogna sempre anteporre la salute al divertimento, e quindi quest'anno con mio sommo rammarico ho dovuto rinunciare a quest'ultima iniziativa da sindaco, tra l'altro. Perché l'anno prossimo si vota, l'anno certo, prossimo. avevo un Quindi programma. tu hai fatto 10 anni qua? Sì, sono finito 9, sono nel 10º, il prossimo anno Devi lasciare. lascerò, spero un'eredità Hai fatto importante. bene o hai fatto male in questi 10 anni? Io ho fatto il massimo, ho dato tutto, ho dato tanto, e i fatti poi me Sono l'hanno sul campo, dimostrato. no? Però io devo sul chiedere, territorio. siccome tu sono località balneare, insomma, se siete sul mare, ma secondo te cosa manca a questa regione per decollare, per portare gente in Calabria, il turismo? Che qualcuno dice, e lo dico spesso qua, noi parliamo dal 10 agosto al 20 agosto, no? Il turismo nostro è questo. Lo sostengo da più anni, abbiamo 10 mesi all'anno il sole, perché questa regione rimane l'ultima secondo Ma me? insomma è una domanda molto complessa. impegnativa, molto complessa. Intanto ecco, noi calabresi abbiamo un grosso limite, che non crediamo nelle nostre forze Sì. e nelle nostre No, energie, noi nelle crediamo, nostre allora, potenzialità. Sindaco, noi crediamo in questi amministratori che ogni 5 anni si alternano Regione Calabria, di destra, di sinistra, di centro o meno, e poi sentiamo che quello mi ha lasciato, quell'altro, ma ogni anno sempre le stesse cose. Che là state Chiaravallotti, Loiero, poi Scopelliti, Oliverio, adesso non so, poi arriverà qualcun altro, dice la Santelli, ma ha lasciata cosa, cioè praticamente ci lasciamo ogni anno, ogni 5 anni qualcosa. E allora vogliamo ripartire, che suggerimento vuoi dare adesso a questi nuovi amministratori della regione Calabria? Insomma, non è facile in questo momento dare suggerimenti perché stiamo subendo questa emergenza, e quindi in questa fase bisogna in un certo senso fronteggiare l'aspetto sanitario, ma da qui a qualche mese, mi riferisco a settembre-ottobre, bisognerà fronteggiare l'emergenza sociale che verrà fuori a seguito di questa difficoltà che abbiamo avuto nei mesi scorsi Certo. sotto il profilo economico-finanziario. E quindi ecco, dobbiamo cercare di capire come dare risposte a quelle famiglie che inevitabilmente saranno in difficoltà e verranno poi a bussare alla porta di noi sindaci, perché poi vuoi o non vuoi, per qualunque problema si bussa alla nostra porta, si bussa alla porta del sindaco, inevitabilmente, che ha sempre meno risorse, meno possibilità, meno difficoltà, e quasi tutti i giorni va in depressione proprio perché non ha la possibilità di dare le risposte. Senti, ricordo la regia quando vi serve la linea, perché sono le 15:30, non so se devo andare in pubblicità e poi ritornare, quindi datemi dei lumi dalla regia. Ricordo siamo in diretta qui da Raggio Verde di Fuscaldo, insieme a me il sindaco di Picchio di Acqua Appesa e il sindaco di Fuscaldo Gianfranco Ramundo. Allora, sindaco di Acqua Appesa, volevo chiedere naturalmente la questione della depurazione, perché ci sta sempre sta lotta tra guardie, Acqua Appesa, accendo io, accendi tu. C'è cambiato qualcosa? Mare sporco? Che vogliamo dire? No, Per non parlare della raccolta, perché in Calabria insomma sono stati un sacco di problemi con questa raccolta dei rifiuti. Andiamo sulla depurazione. Dal punto di vista della depurazione, devo dire che comunque gli impianti, per come la vedo io, sebbene ben progettati, devono comunque essere gestiti. Il problema fondamentale è quello.
Sul fatto della diatriba sugli impianti, su guardia e Quappesa, francamente non mi risulta. Non ti risulta? Abbiamo ottimi Saranno rapporti gli anni anche da questo, passati, probabilmente, ma Sì. abbiamo ottimi Da rapporti quanto, con da quanto tempo l'amministrazione. sei sindaco? Io sono sindaco da maggio 2019. Quindi sei fresco. Allora Sindaco, guarda, facciamo una cosa, io siccome mi devo fermare che abbiamo la pubblicità, Franco puoi venire qua che ti saluto, puoi fare tu, diciamo, vabbè, viene dopo Franco. Allora ci fermiamo un attimo, ritorniamo subito dopo, sempre qui dal Raggio Verde di Fuscaldo, allora la linea, la regia per la pubblicità, fra poco con Obiettivo Turismo. Ed eccoci, oggi Obiettivo Turismo, siamo a Fuscaldo Marina, più tardi vi porto anche nelle cucine del Raggio Verde, però abbiamo tanti ospiti insieme a noi oggi pomeriggio per questa diretta, ci ritroviamo per raccontare un po' questa Calabria veramente bella, se riuscite a vedere, ecco, ci salutano dal mare, vedi se riesci ad andare in mezzo al mare, eccoli qua, li salutiamo, un abbraccio in fondo al mare. Gli amici che sono nel mare devo dire, bello, eccoli qua, allora li salutiamo. Vi ricordo che naturalmente diamo la possibilità a questi imprenditori a sentire anche i pareri delle persone che sono qui nella nostra Calabria. Oggi è una giornata veramente bella, questo venerdì, e approfitto e saluto le signore, l'ho beccate giusto per caso, così, dietro questa palma, sotto sta palma. Siamo di ritorno a casa per il pranzo. Com'è andata, com'è andata? Discreta, non possiamo lamentarci. Non ce ne sono molti turisti, però C'è questo calo è un pochino sì. Poi siamo sempre a luglio, questo è normale. quindi il turismo Il come mare non è male. non è male, quindi vogliamo sfatare sta cosa, ogni qualvolta vediamo e sentiamo che il mare è sporco, siamo proprio noi Ho visto calabresi. molto di peggio. Eh? Io ho visto molto di peggio. Dove? In altri posti, sull'Adriatico, non possiamo... Però questo è il turismo, signora. Perché hanno le strutture, purtroppo la Calabria è l'ultima. È in coda all'Italia, proprio l'ultima. Ma io lo dico sempre, siamo io, c'è un motivo perché siamo gli ultimi. Perché siamo forse un po' vagabondi, siamo Io- mal organizzati. Io penso insomma questa La Calabria. natura è fatta sul soccorso, è bellissima, ma le persone dovrebbero lavorare e impegnarsi molto, molto di più. Io dico questa Calabria deve ripartire veramente dal turismo e dall'agricoltura. Noi abbiamo 10 mesi il sole l'anno qui in Calabria, no? Noi siamo calabresi, siamo nati, vissuti, abbiamo le nostre attività, il nostro lavoro qui, siamo legati alla terra, ma non ce ne dobbiamo scappare, i nostri figli non devono scappare. E come dico sempre, noi abbiamo fatto grande il nord, speriamo di fare grande anche il sud. Lasciamo stare il nord, noi vorremmo fare grande il sud, noi siamo del sud. Di dove siete voi, signora? Io sono di qua di Fuscaldo. Fuscaldo. La signora invece? Di Lattarico, A Lattarico, salutiamo il sindaco Antonella Blandi, la salutiamo il sindaco di Lattarico. Io vi saluto, vi lascio alla vostra discussione. Per un'altra battuta al volo, giusto poi vi lascio, poi senti anche la signora. Quindi quest'anno il calo c'è, voglio dire, da luglio. È luglio sempre però. Sì. Però i ristoranti sono pieni. Senta signora, come si chiama lei? Come si chiama di nome? Anna Maria. Anna Maria, cosa vuoi dire a chi gestisce la cosa pubblica in Calabria, ai nostri politici? No, qualcosa la deve dire. Secondo lei da dove devono ripartire? Prego. Devono ripartire dalla natura, ma la natura va rispettata, va anche aiutata e attrezzata, se no non si riparte. La Puglia è ripartita da che cosa? La Sicilia, la Basilicata. Perché dobbiamo essere sempre l'ultima ruota del carro? Me lo domando a me stesso, ma anche a chi sta al potere, ma non al potere, alla maggioranza, perché è quella che comanda. Giusto? Signora Maria, avete detto cose sacrosante, speriamo che il messaggio Vi sia... saluto, ho Grazie, fretta. grazie. Allora, salutiamo la signora invece di Lattarico con la famiglia qui. Sì, sono in Da vacanza. tanti anni che venite a Lattarico. Sì, sono da tanti anni che vengo qui a Fuscaldo, però quest'anno ho scelto luglio per paura di questo Covid, di questa... C'è la paura, eh? Sì, la paura c'è e quindi questo. Mi trovo bene a Si trova bene a Fuscaldo, è molto accogliente, vabbè un po' il mare lascia desiderare alcune volte, però così, Lascia desiderare il mare. sì, un po' sì, però Oggi è bello, oggi è bello, sì, ci sono alcuni giorni che è bello, alcuni giorni che... Aspettate signora Anna Maria, venite qua, mi state chiedendo, io non vi sento, venite qua che la cosa, io non preparo niente. Venite. Allora signora, noi siamo adesso, questo è un'anteprima, subito dopo saremo, questo è Tele Europa Network, canale 10 del digitale terrestre. Va bene? Che devo dire? No, ha chiesto a che ora vi vedete, vi potete vedere dalle 15 in poi su Ten. Oggi sì. Detto fatto, fra meno di mezz'ora. Arrivederci. Allora salutiamo Antonella Blandi, il sindaco Certo, il sindaco di Lattarico. Che vuoi dire al sindaco di Lattarico?
Va tutto bene l'attacco? Va tutto bene, va tutto bene. Diciamo, No, va tutto bene, va tutto bene. Un grande saluto all'Attarico. Fino a quando vi fermate qui? Penso di rimanere altri giorni, di rimanere, sì. Sono Una- molto attaccata al mare, a Fuscaldo, sì. Una buona estate. Grazie, arrivederci. Allora, mentre gli amici ci chiedono e gridano perché sentivo Forza Lupi, naturalmente vi ricordo che l'appuntamento oggi pomeriggio, questa sera, è fissato allo stadio San Vito Marulla per questa partita importante dei Lupi. Speriamo bene per i Lupi, la scorsa settimana abbiamo portato bene a Pordenone, speriamo che questa sera riusciamo a fare risultato. Questa è la spiaggia di Fuscaldo, questo è il litorale che ripeto, bellissimo, pare che il mare sia buono, non sento qualcuno che si lamenta, anche qua a Fuscaldo, però oggi diciamo il mare è buono, è pulito. Per quanto riguarda Fuscaldo, poi più tardi, da qui a poco rientriamo, abbiamo anche il sindaco, poi c'è il sindaco di Viola Calabria, abbiamo il sindaco anche di Acquapesa, Francesco Tripicchio, quindi da qui a poco. Però adesso io voglio portare nella cucina del Raggio Verde, perché volete sapere che qui a Fuscaldo c'è una tradizione che quest'anno purtroppo non si può fare, che è la tradizione delle alici. Le alici, c'era l'Alicin Festival, quest'anno voi sapete benissimo non si fa. Però adesso con Roberto, seguitemi, entriamo nel ristorante dove c'è lo chef che ci preparerà veramente questi alici alla liquirizia, ma non solo. Seguitemi. Ed eccoci, come promesso, adesso quelle immagini che vi giungono arrivano dalla cucina del Raggio Verde. Io sono naturalmente a distanza, qui c'è Emilio Ricco che è lo chef del Raggio Verde. Ciao Emilio, come stai? Forse se ti abbassi la mascherina così riesci a parlare, se no ti senti. Allora, come stai innanzitutto? Tutto bene, grazie. Tutto bene. Allora, io come vi ho promesso, voi sapete che Fuscaldo è la patria delle alici, no? Quindi c'è anche il festival che quest'anno non si farà, ne ho parlato prima. Adesso Emilio ci preparerà è un piatto loro tradizionale, la storia naturalmente anche del Raggio Verde, è uno spaghetto con la liquirizia, alici e liquirizia. E poi c'è una chicca per voi che solo qui avete modo di mangiarla, che lo vuoi dire, sono scialatelli. Sono degli scialatelli fatti da noi in casa con vongole veraci e olio al cedro di Santa Maria del Cedro. Oh, quindi l'olio al cedro di Santa Maria del Cedro, quindi che qua è tutto preparato. Sì, sì, sì. Allora, se ci sei Emilio, io Sì. ti lascio perché arriva Roberto con la telecamera che ti segue Va benissimo. più da vicino. Signore e signori, per voi qui dalla cucina del Raggio Verde iniziamo Sì. con Allora, questi iniziamo spaghetti noi qua. alla liquirizia. Ecco, Allora, prego. noi qua abbiamo olio all'aglio, fumé di pesce, sale, prezzemolo, pomodorini, gli spaghetti alla liquirizia e le nostre famosissime alici fresche, appena pescate questa mattina. Iniziamo a mettere l'olio in padella, all'aglio, un po' di olio extravergine, accendiamo il fuoco. Vi ricordo che siamo qui dal Raggio Verde per obiettivo turismo, quindi veramente siamo a Fuscaldo Marina. Emilio Ricco, che è lo chef, ci prepara in questo momento, facciamo le alici prima, le alici, Le ecco. alici giusto una scottata. Ah, quindi questi già spinati, Sì, spinati, scottati, puliti, e messi. Quanto devono stare, Emilio? 2 minuti. Ah, proprio 2 minuti, Sì, sì. 2 minuti soltanto, eccoli qua. Questa è una specialità naturalmente, ricordiamo, Della che casa. della Nel casa, ristorante Raggio Verde. che praticamente in modo particolare, ci tengo a dirlo, anche la liquirizia è nostra, giusto? Sì, È la giustissimo. liquirizia Amarelli, giusto per ricordare che qui abbiamo delle Pomodorini. aziende uniche, ecco i pomodorini, qui sono i pachino naturalmente, Datterino, sì, pachino. datterino pachino, saltati in padella naturalmente, come vedete. Prendiamo la nostra famosissima pasta alla liquirizia. Ma questa è sempre pasta fresca, no? Sì, sempre pasta fresca, sì, Ah, alla quindi- liquirizia. Quindi pasta fresca alla liquirizia, adesso Sì. questo quanto deve stare, Emilio? 2 minuti. 2 minuti, questa la metto nel bollitore, naturalmente già il bollitore è preparato, ecco, lo vedete, proprio in presa diretta
vi facciamo vedere arrivare il sapore del mare, del pesce azzurro che sono le alici, quindi adesso un attimino soltanto che Emilio sta preparando il tutto e poi naturalmente Emilio questa va saltata in padella Sì, va saltata direttamente. in padella con i pomodorini e le nostre famosissime alici. È famosissimo. Questo è un piatto diciamo facile da Nostro fare. tipico, sì, facilissimo, è un piatto nostro tipico di Fuscaldo del ristorante Raggio Verde. Ecco, qui con la telecamera Roberto fate mangiami, insomma, questo è un piatto diciamo che troverete qui a Raggio Verde, ricordiamo come avete visto siamo proprio sul mare, c'è anche il lido, qui la famiglia Bosco che ringraziamo per l'ospitalità e adesso è pronta questa, che sono dei fusilloni, che sono spaghettoni? No, sono degli spaghettoni. Spaghettoni. Qua mettiamo un po' di fumé di pesce fatto da noi. Ah, questo è fume di pesce? Sì. E poi naturalmente ecco la tua che Saltiamo la arriva. Ecco, tutto in presa diretta. Adesso viene amalgamata e saltata in padella. Eccoli. Spaghettoni alla liquirizia, veramente eccezionali. Amici, eccolo qua, questo è tutto per voi dal Raggio Verde e quindi già pronto per essere impiattato e servito. Eccolo qua, già pronto. Adesso dopo c'è quest'altra specialità del Raggio Verde, eccolo qua, guardate che spettacolo, veramente bello. Complimenti Emilio. Grazie. Questa va impiattata ed è pronto subito, questo lo mangiamo noi più tardi, non è noi che lo mangiamo noi, scherzi a parte. Allora, eccolo qua. Poi arriva l'altra, la pasta la fate voi Emilio? Sì, la facciamo noi in casa. Tu di dove sei Emilio? Io sono di Guardia Piemontese Terme. Ah, Guardia Piemontese Terme, sì. Speriamo che aprono pure queste terme, insomma, l'altra volta ho fatto una diretta anche da Guardia. Ah, ok. Saluto il Fiorenzo Tundis che era lì con noi, si occupa di arte, veramente complimenti anche a loro. Ed eccolo qua, il pesce azzurro nostro con i pomodorini pachino e quant'altro. Allora, se andiamo veloci, andiamo all'altro, abbiamo visto questo, un'altra specialità qui del Raggio Verde, guarda qua, spettacolo, un'altra specialità del Raggio Verde è questo olio di Santa Maria del Sì, Cedro. eccolo qua. Eccolo. Questo è un olio di Santa Maria del Cedro che lo fanno in Proprio un il cedro, frantoio, sì. frantoio Però- oleario dei fratelli pugliesi. Va bene, li salutiamo. Allora, che succede? I prodotti nostri calabresi io sponsorizzo sempre, naturalmente ricordo il chilometro zero. Questi sono scialatelli che fate sempre voi. Sì, sempre noi, fatti in casa, con delle vongole veraci e olio di Santa Maria del Cedro. Benissimo, allora, questo secondo Partiamo. me è un'altra procedura. Aglio, Questo è aglio già tutto insieme, aglio e olio. aglio e questo- olio, sì. Questa è una miscela che fate già voi, Sì, la facciamo preparate? noi, sì. Olio extravergine, Sì. accendiamo. Lo fai soffriggere un po' naturalmente, Sì, giusto? come no, sì. Da quanti anni fai questo lavoro? Sono 14 anni. Hai lavorato anche fuori? Sì, ho lavorato fuori a Milano, ho lavorato a Milano, Torino, in Spagna. Naturalmente sei sposato, sì. A casa cucini tu o tua moglie? No, cucina anche mia moglie, cucina anche mia moglie, sì. Cucina ogni tanto, Ogni dicevo. tanto cucina anche mia moglie. Di solito è così, poi che diamine, se cucino pure a casa sarà difficile. Allora, queste le vongole praticamente che Vongole, adesso... sì. Sì. Vongole veraci, eccole qua. Sì. So che hai avuto delle partecipazioni anche a Masterchef, se non mi sbaglio, Sì. È andata male però. C'è proprio una tua passione questa la cucina, Sì, Emilio? sì. Passione unica, ecco adesso aggiungi un po' d'acqua. Ma la cosa più importante amici, che poi la cucina ti deve inventare di tutto e di più, Infatti. è la pasta fresca, è quello che secondo me è anche importante, Facciamo no? la pasta? Sì, sì, anche perché abbiamo fame. Quindi vi ricordo Obiettivo Turismo, in qualche modo dal Raggio Verde vi stiamo suggerendo dei piatti che troverete qui, quindi a Fuscaldo Marina, locale storico, poi parliamo anche del Raggio Verde con Armandino Nesi più tardi, c'è una storia lunga di questo locale qui a Fuscaldo Marina.
Quindi questo praticamente è facilissimo, è più facile con questo olio al cedro, prezzemolo, olio e le vongole. Si usa molto l'acqua della pasta, ho visto che usate per... Sì, tantissimo, sì. E allora vi ricordo che Emilio Ricco naturalmente è stato partecipato anche al Masterchef, quindi questo programma di cuochi, insomma, mi sarebbe piaciuto fare il cuoco anche io, sono il mio amico Mimmo che mi segue in questo momento, grande anche lui in cucina, gli piace la cucina. Eccolo qua, vedete Roberto, se andiamo con la camera proprio sulla padella vediamo la procedura che sta portando avanti Emilio. Eccolo qua, già le vongole sono quasi aperte, adesso viene saltata in padella naturalmente gli scialatelli. Ma perché si chiamano scialatelli, Emilio? Ma tu mi fai parlare solo a me, parla tu, dici qualcosa. No, scialatelli perché lo scialatiello è un piatto... Quello che ti sciale, diciamo noi, uno scialatello ti sciale. Sì, mi piace questa pasta perché si lega meglio anche con le vongole e poi ti dà quel tocco in più all'olio al cedro. Eccola qua, già cotta perché i bollitori sono sempre in azione. Eccola qua, adesso Roberto vi fa vedere, vi porta le immagini qui a casa vostra per Obiettivo Turismo. Ragazzi, questa Calabria abbiamo di tutto di più, dalla cucina, i monti, i mari, i funghi. Lunedì se non mi sbaglio, perché anticiperemo, saremo a Camigliatello Silano, quindi parleremo poi di funghi, da cosa succede a Camigliatello. Signore e signori, per voi Emilio Ricco qua dal ristorante Raggio Verde di Fuscaldo Marina con questi scialatelli alle vongole con il cedro e naturalmente tutto il resto che adesso è pronto? Sì, è pronto, possiamo andare. Eccolo qua, allora io... Ah, tu sei già microfonato, Sì. Va bene, adesso verrà impiantato ed è pronto già per... Va bene, Emilio, se vuoi salutare gli amici da casa lo puoi fare. Arrivederci a tutti, un saluto dal ristorante Raggio Verde, vi aspettiamo. Aspetta, quindi ricordiamo, le due specialità tue sono una questa che... Lo scialatiello fresco, vongole e olio al cedro di Santa Maria e poi i nostri famosissimi spaghetti alla liquirizia con alici e pomodorini. Che sono qua ancora, possiamo chiudere con questi, Robertino, eccolo qua. Questa è una tradizione ed è un piatto unico che troverete solo qui a Raggio Verde di Fuscaldo Marina. E questo naturalmente, come ha detto già Emilio, per voi gli scialatielli, le vongole con l'olio al cedro. Allora ragazzi, vi abbraccio, per il momento ritorniamo in terrazza qui sempre al Raggio Verde e continuiamo. Ed eccoci, le immagini che vedete vi giungono da Fuscaldo Marina, amici e Obiettivo Turismo. Siete ritornati in diretta qui da Fuscaldo, da Raggio Verde. Quello che vedete sui vostri schermi, il salvataggio naturalmente del lido del Raggio Verde. Approfitto e saluto Franco Bosco. Franco, allora buon pomeriggio, come stai? Buon pomeriggio, sto bene. Ringraziamo a tutti voi per questa grande visibilità che state dando, i nostri telespettatori, ringraziamo il sindaco di Fuscaldo, il sindaco d'Acqua Appesa per la loro disponibilità a essere qua. Certo, grazie anche a te per la tua professionalità, perché come diceva anche il sindaco e anche chi viene qui insomma a cena, a pranzo, al lido, insomma si trovano bene, è quello che dobbiamo dare, professionalità a questa. Certo, noi cerchiamo sempre di dare il meglio di noi stessi, cercando di accogliere i nostri clienti nel migliore dei modi possibile. E anche se in questo momento un po' di difficoltà. Ecco, stavo proprio dicendo questo perché dico, noi abbiamo stesso personale degli anni passati, però con metà tavoli, quindi soffriamo tanto per questa mancanza di afflusso, comunque lo avvertiamo. Insomma, il calo c'è stato. Diciamo che generalmente abbiamo mancanza di presenza nostra interna perché abbiamo metà tavoli. Per rispetto delle norme che abbiamo. Certo. Comunque vuoi salutare qualcuno? Lo puoi fare, prego. Tutti i tuoi, saluto tutti quanti i nostri amici, i nostri clienti che ci seguono, grazie a tutti voi e spero comunque di un'estate che sarà
nei nostri migliori modi possibile e quindi cercheremo di accogliere nel nostro modo migliore. Certo, grazie a voi per la professionalità. Eccolo qua, questo è lo spadino, il simbolo nostro di questo pesce spada. Abbiamo salutato gli amici della Costa Viola. Adesso io raggiungo naturalmente, ancora sono insieme in compagnia del sindaco di Acquapesa Francesco Tripicchio e il sindaco di Fuscaldo Gianfranco Ramon. Allora Gianfranco, volevo chiedere al sindaco Tripicchio, fra poco vedo di sentire anche Orso Marso, l'assessore al turismo della Regione Calabria, perché so che è in riunione, però vediamo di beccarlo un attimo e lo salutiamo, abbiamo quasi 10 minuti ancora a nostra disposizione, 12. Invece per quanto riguarda le mareggiate, che vogliamo dire, com'è stata, com'è la situazione oggi? A seguito delle mareggiate che ci sono state nello scorso mese di dicembre, molti comuni, alcuni comuni, hanno subito ingenti danni. Il mio comune, Acquapesa in particolare, ha subito danni notevoli, soprattutto nella parte del lungomare della frazione Intavolata. Sì. Purtroppo abbiamo fatto una serie di incontri a gennaio con tutti i sindaci, Gianfranco era pure presente, e avevamo avviato un discorso che avrebbe portato sicuramente al ripristino di questi danni grazie all'aiuto della protezione civile. Il Covid ci ha praticamente fermato, ma non ha fermato solo noi, purtroppo ci sono stati ritardi a livello degli enti sovracomunali e abbiamo aspettato fino all'ultimo, fino a giugno, che potessero arrivare i giusti finanziamenti per poter appunto procedere a riparare questi danni. Fine giugno ci siamo resi conto, perlomeno nel mio comune ci siamo resi conto che non era più possibile aspettare, quindi quello che ho potuto fare io come amministrazione comunale è quello di attivarmi per mettere ancora più in sicurezza e chiudere la parte pericolosa. Guarda, però si approfitto e saluto perché ce l'ho in diretta, l'abbiamo strappato tra una riunione e l'altra perché è impegnatissimo in questi momenti. Sono tante trattative, tante situazioni che devono cambiare in questa regione Calabria. Approfitto, sindaco Tripicchio, per salutare Fausto Orso Marso, assessore al turismo della regione Calabria. Fausto, buon pomeriggio, benvenuto in diretta, so che sei impegnatissimo. Che vogliamo dire al sindaco di Fuscaldo, al sindaco di Acquapesa che ti salutano e sono qui insieme a me? Buon pomeriggio Fabio, a te, a voi, insomma ai tuoi ospiti. Che vogliamo dire? Intanto sono sindaci che governano il loro territorio e lo fanno con grande difficoltà, perché conosciamo soprattutto in questo periodo Covid e post-Covid quanto gli enti locali abbiano una vita complicata per i servizi sociali che rallentano, però l'unica cosa che mi posso permettere rispetto agli strumenti, perché se ne siamo qui anche con i tecnici collaboratori poi della Presidente per far funzionare gli strumenti straordinari, appena finito la riunione sulla problematica del Corap che riguarda le nostre zone industriali, che l'unica via anche per questa terra, soprattutto per questa terra, è quello del lavoro impraticabile e anche della positività. E d'altronde le tue trasmissioni sono sempre quelle che raccontano la Calabria che esiste, che può esistere meglio, insomma, quindi raccontano la Calabria positiva, quindi mi piace intervenire in queste trasmissioni perché molto spesso abbiamo purtroppo non sempre la good news o comunque quelli mettono in risalto purtroppo le cattive notizie che pure ci sono, quindi io posso soltanto dire che noi dobbiamo metterci entusiasmo, nonostante tutto, loro lo sanno i sindaci, questa è una stagione che doveva essere surreale, persa, ma la stiamo comunque mantenendo. Io vedo che i nostri liti, mi dicono alcuni anche come dati, anche le prenotazioni, magari non è il mercato estero perché non si muove molto, ma anche a luglio ne abbiamo avuto sui nostri liti, insomma, una prenotazione complessiva e credo anche adesso negli hotel che hanno una problematica diversa rispetto al timore delle famiglie preferiscono stare in appartamento, però nonostante tutto questa stagione, soprattutto per loro, per questi sindaci che governano città importanti di mare, anche con attrattori importanti come le terme, c'è vicino. A proposito, volevo chiederti appunto questo, parlavo con il sindaco Tripicchio da Acquapesa perché guardi naturalmente queste terme, so che ripartiranno. E un altro turismo importante, questo alternativo, le terme, il turismo religioso, abbiamo gli altopiani, insomma veramente può essere un turismo alternativo questo, diciamo, che può proporre la Calabria. Ma sì, ma questa è una terra, un Eldorado inespresso, nel senso che degli attrattori che vanno sicuramente rilanciati e organizzati meglio, non a caso i sindaci ho incontrato proprio l'altro giorno insieme ai gestori delle terme. Posso anticipare che settimana prossima esce il bando sulle terme, un contributo di 800.000 euro a tutto il termalismo calabrese, quindi è uno strumento diciamo straordinario in periodo Covid.
So anche che dal 1° agosto riapriranno con tutta un'organizzazione sul piano della sicurezza sanitaria anche le terme come, non soltanto come aspetto turistico ma anche come cure per i cittadini. Quindi ci siamo, oggettivamente abbiamo anche questa generazione di nuovi sindaci che non guasta sinceramente con fatto positivo, perché ovviamente guardano al proprio territorio pensando che ogni investimento migliorato garantisce più presenza, garantisce migliori servizi e quindi sviluppo, occupazione, PIL, insomma. Quindi anche sulle terme noi possiamo dare una notizia positiva. Settimana prossima è stato già annunciato, è pronto il bando sono 800.000 euro, se non vado errato, distribuite su tutte le terme. Assessore, io penso che oggi questa Calabria deve ripartire, so che vi state impegnando tantissimo, quindi avete trovato situazioni difficili, come più volte l'ha detto anche Oliveri, l'ha detto Scopelliti, lo dicono chi si alterna. Forse in questo momento non avete iniziato a lavorare perché state lavorando, però il Covid vi ha fermato un po', avete cambiato programmi, però ripeto, noi siamo fiduciosi. Il sindaco di Fuscaldo qua parlava di questa manifestazione che ha lanciato all'epoca, che è Alici in Festival, e oggi ho fatto vedere le alici di Fuscaldo, un piatto unico con la liquirizia Marelli. Voglio dire, abbiamo tradizione, abbiamo imprenditori, abbiamo veramente 10 mesi il sole all'anno in Calabria, voglio dire, Fausto, abbiamo tutto. Ci manca sicuramente questo bilancio. Noi non ci siamo fermati perché probabilmente chi si ferma è perduto. Abbiamo in campo fatto 6 bandi, il bando più importante, lo sanno loro che hanno gli hotel, è quello che non ha visto eguali sia per le misure del governo anche dall'altra regione. Abbiamo dato un contributo straordinario fino a 160.000 euro a fondo perduto ai nostri hotel. C'è il bonus, anzi se puoi promuoverlo ci dà una mano, sia per i giovani, il bonus di 200 euro per i nostri giovani da spendere in attività, pub, ristoranti, teatri, quelli che insomma funzionano in questo periodo. C'è il bonus per le famiglie, quindi insomma noi abbiamo fatto un lavoro straordinario e continueremo a farlo, soprattutto se passa questa guerra che ci siamo trovati in casa. Nonostante tutto la Calabria ha resistito e siamo già pronti con i bandi per gli investimenti futuri, quindi la Calabria cambia ogni giorno a prescindere, c'è anche una nuova mentalità nei giovani che non vengono più a dire fatemi lavorare in regione, ma vogliono opportunità di costruire imprese che stanno sul mercato, B&B, ristorazione, anche sui trasporti. Io penso che i calabresi, i giovani in modo particolare, vogliono lavorare. Io mi auguro, non so, un attimo c'è Ramundo che ti vuole salutare come Trepicchio, un attimo perché siamo quasi in chiusura. Prego Gianfranco, che vuoi dire a Fausto? Ciao Assessore, hai detto bene, c'è voglia di rilancio, c'è voglia di stare insieme per poter mettere insieme tutte le potenzialità di questa nostra terra. Sembrano parole banali che stiamo ripetendo da tanto tempo, ma il Covid ci ha fatto quantomeno avere la consapevolezza che non si può più scherzare, che non si può più giocare, che abbiamo questa opportunità che ce la dobbiamo giocare tutti nel modo migliore e con una sinergia vera, concreta tra le istituzioni. Noi sindaci siamo sul fronte tutti i giorni con responsabilità in mani, ma ce le prendiamo perché sappiamo resistere e sappiamo andare avanti. Vogliamo anche il conforto della regione e in modo particolare anche il tuo che conosci sia il territorio che le potenzialità di questa bella terra. Grazie. Allora un attimo c'è Tripicchio che ti vuole salutare, anche il sindaco di Alquapesa, prego Francesco. Ciao Assessore, ti saluto e anch'io mi associo alle parole del collega Ramundo. Noi ce la mettiamo tutta, come dicevi tu, non bisogna arrendersi, le battaglie si combattono e si vincono tutti insieme. Personalmente, conoscendoti da tempo, sono convinto che oltre al nostro impegno quotidiano abbiamo dalla nostra parte te e la regione al completo. Grazie tanto. L'assessore di tutti, insomma, Fausto, assessore di tutti, io penso che un occhio deve dare sempre con attenzione a questi giovani, lo state facendo. Se mi posso permettere, noi abbiamo anche e soprattutto una Presidente che è una Presidente di tutti, perché ha dimostrato grande coraggio, vuole rompere vecchi schemi di chi tergiversava. Per noi non ci sono colori, soprattutto in questo momento colori politici, ma c'è da amministrare bene. I sindaci che hai come ospiti insomma sono sempre distinti per grande impegno e noi abbiamo una grande opportunità, perché
questo mondo è un mondo alla rovescia, per una volta avete protagonista la Calabria, che significa che il south working, cioè le nostre latitudini anche per il grado di infezione, sono un'opportunità. C'è tanta gente che pensa di abbandonare le grandi città, che viene a vivere nei nostri borghi, nei nostri centri, perché si può lavorare tranquillamente da Fuscaldo facendo footing, magari mangiando le alici oppure l'acqua presa. Questa è un'opportunità, dobbiamo essere pronti, professionali, e stiamo costruendo attrattori per attrarre anche imprese con grandi strumenti e nuovi bandi. Giochiamoci questa partita orgogliosi di una Calabria che ha grandi difficoltà, grandi tematiche, anche grandi scandali purtroppo nel passato, ma il futuro lo vedo necessariamente rosso. Assessore, io purtroppo ti devo ringraziare, devo chiudere perché devo chiudere la trasmissione. Allora, ti volevo dire, sicuramente mi auguro, e questo è l'augurio che faccio ai calabresi, che veramente ci sia una grande ripartenza. Avete le carte in regola, fatelo. E poi per quanto riguarda le notizie negative, sicuramente siamo anche noi, molte volte postiamo sto mare sporco, un po' di cocce, voglio dire, cerchiamo di raccontare questa Calabria pulita, onesta, bella, perché la Calabria ha bisogno anche di questo. Noi ci tiriamo la zappa ai piedi ogni qualvolta c'è qualcosa di negativo. Insomma, la Calabria non è solo 'ndrangheta, qua si parla di 'ndrangheta e altro, ospedali, ma la sanità o meno. Abbiamo un mare, abbiamo monte, abbiamo l'ira di Dio, guarda, veramente una perla nascosta la Calabria. Allora, Fausto, io ti ringrazio, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Un abbraccio, ti aspetto qualche giorno in diretta, va bene? Un abbraccio e buon lavoro. Ciao. Grazie. Grazie. Allora, ringraziamo Fausto Somarso. Allora, avete sentito ragazzi, siamo in chiusura, una battuta veloce, rapida, le 16:11, noi viaggiamo tipo, capito, la freccia rossa che è arrivata, pare che l'argento rossa. Sindaco di Acquapesa, Francesco Tripicchio, prego, cosa vuoi dire? Calabresi, prego. Allora, in chiusura io ai calabresi, ma a tutti coloro che vogliono venire a visitare le nostre zone, dico, noi vi aspettiamo a braccia aperte, ci apprestiamo tutti a vivere la normalità nella massima sicurezza, con il buonsenso di cui parlavamo prima. Sicuramente la battaglia di cui parlavamo prima la vinceremo, e vinceremo anche molte altre battaglie. Gianfranco Ramuno, sindaco di Fuscaldo, prego, una battuta rapida. Fuscaldo con il solito calore vi aspetta, anche perché vi può offrire tutto, dal mare alle colline, al centro storico meraviglioso, a una montagna meravigliosa, quindi ci sono tutte le condizioni per vivere una estate alternativa che riscopre paesaggi, spazi nuovi, e scopre veramente la voglia di appartenere a un paese, a un popolo orgoglioso della propria storia e delle proprie tradizioni. Allora ragazzi, grazie Gianfranco Ramundo, grazie a Francesco Tripicchio, sindaco di Acquapesa e di Fuscaldo. Fabio Di Polito vi dà appuntamento a lunedì, ci ritroviamo con Obiettivo Turismo, saremo a Camigliatello in Sila, perché poi martedì Cosenza gioca lunedì, martedì ci sarà Lupo al Lupo. Ringrazio la famiglia Bosco qui dal Raggio Verde di Fuscaldo, e avete visto il piatto che abbiamo preparato, ma sono tanti i piatti che potete gustare qui, ma quello, la pasta fresca, gli spaghettoni con le alici di Fuscaldo e la liquirizia è eccezionale. Da parte mia è tutto, la linea ritorna alla regia centrale da Fuscaldo, queste immagini è tutto. Alla prossima, ciao, una felice sera, buon pomeriggio a tutti voi.